Tragedia a Soccer, muore schiacciato sotto al suo furgone. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di venerdì 6 febbraio 2026, notizie che troviamo sul Gazzettino di Belluno. Gianni Chies, 58 anni, aveva posteggiato il mezzo senza marcia né freno a mano, ha cercato di salire a bordo per bloccare la corsa ma è stato urtato e poi travolto. Tragedia a Soccer in via Piave, ieri poco prima delle 18, Gianni Chies, 58 anni, abitante poco distante, ha perso la vita schiacciato sotto al suo furgone. Un Ford Transit lo aveva parcheggiato in discesa ma senza aver inserito la marcia né aver tirato il freno a mano. Il mezzo ha cominciato a muoversi, lui se n'è accorto, è tornato sui suoi passi cercando di aprire lo sportello per salire e bloccare il furgone. Questione di attimi, il mezzo senza controllo prima lo ha colpito facendogli perdere l'equilibrio, poi lo ha investito in pieno arrestandosi poco dopo fuori strada. Immediata la richiesta di soccorsi al 118, la centrale di Pieve di Cadore ha inviato sul posto l'ambulanza Bravo 21, mentre dalla caserma dei Vigili del Fuoco di Belluno partiva una squadra per sollevare il mezzo e liberare l'uomo. Inutili tutti i tentativi per salvare Gianni Chies, troppo gravi le ferite riportate dall'investimento. Il suo corpo senza vita è stato ricomposto e consegnato alle onoranze funebri Caldart. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita da una pattuglia di radiomobile dei Carabinieri di Belluno che hanno raccolto tutti gli elementi utili per accertare che non vi siano responsabilità di terze persone. Raggelante nella sua semplicità l'incidente, Gianni Chies ha provato a fermare il suo furgone che ormai stava acquistando velocità. Il precedente aveva iniziato molti anni fa aprendo un'impresa edile facendosi apprezzare dai clienti, poi però aveva preferito diventare dipendente ed era stato assunto dalla ditta Fontana di Belluno prima di essere assunto dall'Ecologia Lena di La Valle Agordina. Ha lavorato qui con noi fino a un anno fa, ricordano dalla ditta, era uno dei nostri migliori operatori, i clienti chiedevano di lui proprio per le sue capacità di risolvere criticità e di eseguire gli interventi alla perfezione. Un anno fa è andato in pensione, ma di lui qui tutti conservano un bellissimo ricordo. È incredibile che se ne sia andato così. Il profilo: Gianni Chies era vedovo ma aveva ricostruito una vita sentimentale con una nuova compagna che oggi lo piange come tutte le persone che avevano avuto a che fare con lui. Era anche molto attivo nel volontariato, fino a 5 anni è stato consigliere del gruppo Alpini di Soverzene. Uno dei suoi compiti era raccogliere i bollini dei soci a fine anno, ma metteva sempre a disposizione il suo furgone per tutte le attività che il gruppo organizzava. Aveva una figlia, Erika, e ancora da fissare la data del funerale. L'approfondimento è a firma di Giovanni Longhi, molto conosciuto e stimato per le sue capacità professionali e umane. Era stato appunto consigliere del gruppo Alpini, in questo caso di Soverzene. Passiamo alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, dando uno sguardo a tutti i richiami presenti. Ovviamente troviamo anche la notizia letta poc'anzi: travolto dal suo furgone, perde la vita a 58 anni. Altra notizia in primo piano: Olimpiadi e il giorno dell'apertura a Cortina, gli atleti sfileranno in Corso Italia prima dell'accensione del braciere. Brignone e Mosaner i portabandiere. Esito positivo per le prove ufficiali andate in scena ieri, oggi invece si fa sul serio, nessun test, nessuna recita. In serata Cortina assisterà all'accensione del suo braciere olimpico, preceduta dalla sfilata degli atleti con i portabandiere Brignone e Mosaner. Sarà festa in Corso Italia per l'avvio ufficiale delle Olimpiadi invernali 2026 e poi la parola passerà ai campi di gara, dove sono attesi i campioni a caccia di medaglie. In centro a Cortina è tutto pronto per la cerimonia, che avverrà in sincronia con quella di Milano allo stadio di San Siro, dove ha sede il braciere olimpico principale. A Cortina non trapela nessun dettaglio sull'evento di oggi e non si sa neanche chi sarà l'ultimo tedoforo, quello che dovrà accendere il tripode. Si fa strada il nome di Sofia Goggia, ma del resto tra poche ore si saprà tutto. L'approfondimento di Dibona a pagina 2. E la foto di copertina riguarda sempre le Olimpiadi. Curling alla vittoria con la Corea, segue il KO con il Canada. Finita l'imbattibilità degli olimpionici. Costantini e Mosaner in azione ieri mattina allo stadio di Cortina. L'approfondimento sempre di Dibona lo troveremo a pagina 5. Belluno da Napoli per truffare un'anziana, finti carabinieri arrestati dalla polizia. Truffa del finto carabiniere, 2 giovani di Napoli hanno raggirato una 81enne in città per farsi consegnare gioielli. La refurtiva aveva un valore di quasi 30.000 euro. Rapide le contromisure della questura, i ladri sono stati subito bloccati e il maltolto è stato restituito. L'approfondimento di Daniela De Donà a pagina 7.
Morto il climber caduto arrampicando sul ghiaccio, altra tragedia che colpisce la provincia di Belluno. La grande famiglia del soccorso alpino perde uno dei suoi giovani componenti. Michele De Donà Zeccone di Vigo di Cadore aveva 37 anni. È morto ieri a Treviso, dove era ricoverato per le gravi conseguenze della caduta dalla cascata di ghiaccio che stava scalando lo scorso 24 gennaio in una zona isolata di Perarolo al confine con il comune di Valle di Cadore. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, i soccorsi erano stati difficili. De Donà era stato sottoposto ad interventi chirurgici per ridurre il grave trauma cranico, ma ieri è spirato dopo una decina di giorni di agonia. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 11. Sedico, raid di vandali e bomba carta, devastata una casetta spogliatoio. L'invasione dei vandali, ennesimo raid a Sedico l'altra sera intorno alle 22:35. Ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta contro la casetta spogliatoio del campo da calcio di Longano in un'area appartata e pertanto esposta a gesti di malintenzionati. L'esplosione ha provocato un enorme foro nella parete, come si può vedere da questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. L'articolo di Pasuk lo troverete a pagina 10. E ancora cronaca, Cortina, auto bruciate, già 3 i casi, c'è il sospetto di un piromane. 3 auto bruciate in 3 giorni diversi, proprio mentre il mondo guarda la conca e arrivano atleti da tutto il mondo per le Olimpiadi. I carabinieri stanno indagando a tutto tondo per capire se si tratti di un piromane e chi possa essere. Una delle auto appartiene a un turista belga, la seconda a un residente. Al vaglio le poche telecamere della zona e ogni possibile testimone dei 3 incendi. L'approfondimento a pagina 13. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, commemorazione e commozione in tribunale per la presidente Antonella Coniglio, l'approfondimento di Federica Fant a pagina 6. Feltre, dimissioni in vista, la giunta Fusaro rischia di perdere l'assessore Curto, l'articolo di Scarton lo troverete a pagina 8. E ancora Feltre, fatto di cronaca, processo per aver tentato di strangolare la fidanzata. I fatti avvenuti nel 2024 nel Feltrino, l'uomo aveva bevuto troppo e secondo l'accusa aveva minacciato e poi aggredito la compagna. L'approfondimento a pagina 9. Un altro richiamo dalla prima pagina ci porta a Cortina d'Ampezzo. Scoperti 30 falsi residenti, evasi 550.000 euro. Un'azione congiunta della Guardia di Finanza e dell'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo ha portato a individuare una trentina di soggetti che fingevano di essere residenti nella Conca per evitare di pagare l'IMU sulla seconda casa. In questo modo sono stati recuperati 550.000 euro di evasione dell'imposta sugli immobili. Quella dei finti residenti è una piaga che colpisce da tempo le casse comunali di diversi comuni turistici. L'approfondimento di Dibona a pagina 13. Dal Gazzettino di Belluno passiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi, una foto davvero grande apre la prima pagina di questa edizione e ci porta a Cortina. Cortina ha fatto centro. Amos Mosanere e la cortinese Stefania Costantini durante le gare di ieri sulla pista di Cortina Curling Olympic Stadium. Per loro una vittoria e un KO e ovviamente vedete da questo riquadro mancano 0 giorni al via di Milano Cortina 2026 e la cerimonia di apertura è programmata per oggi alle ore 20 in diretta da Milano e da Cortina d'Ampezzo. Mattarella dà la carica agli azzurri, altro approfondimento ovviamente riferito all'apertura delle Olimpiadi, oggi incontro Meloni-Vance e ancora il punto sui volontari e all'ultimo 1500 alpini salvano i giochi. Gli approfondimenti li troverete da pagina 34 a pagina 43. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al fatto di cronaca che ha interessato una cittadina del capoluogo bellunese. La polizia recupera 30.000 euro di gioielli sottratti a una anziana, truffa, arrestati finti carabinieri. L'articolo di Cristina Contento da pagina 2 a pagina 3. Non tira il freno a mano, perde la vita schiacciato dal camion in folle, l'approfondimento di cui abbiamo già letto, la notizia trovata anche sul Gazzettino di Belluno, in questo caso sul Corriere delle Alpi, la notizia la troverete a pagina 27, come quella appunto della tragedia avvenuta in Cadore, articolo a firma di Sosso a pagina 29, cade dalla parete di ghiaccio e muore dopo 10 giorni di agonia. Parliamo del giovane Michele De Donà Zeccone. La cabinovia di Socrepes oggi non sarà in funzione per il via ai giochi. L'articolo di Micheli a pagina 28, consegnate a Cortina le prime cabine della funivia Apollonio Socrepes, ma come aveva anticipato in anteprima il Corriere delle Alpi, l'impianto non sarà attivo da oggi. L'obiettivo ora è quello di inaugurarlo prima della fine dei giochi.
Fatti di carattere nazionale, fermo preventivo decidono i PM, approvato un nuovo decreto sicurezza, minori e coltelli, multe ai genitori. L'approfondimento di Gasparetto a pagina 14. Ed è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.